Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 18:30 con l'avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Va ora in onda Non è estate se non è Estate Delta con Giovanni Sallusti e Francesco Borgonovo. Buongiorno, eccoci ritrovati in questa nuova versione estiva che andrà in onda il venerdì. Non abbiamo più l'appuntamento lunedì, faremo solo un appuntamento estivo appunto venerdì mattina, però stesso orario di Piccola Patria, però in versione estiva con il sottoscritto al microfono assieme a Giovanni Sallusti, che saluto e vi do il buongiorno. Iniziamo questa nuova piccola avventura di estate delta, perché appunto l'estate non è estate se non c'è una bella variante delta ad accoglierti, no? Buongiorno a tutti. Buongiorno, certo. Voi pensavate di farvi un'estate quasi normale, senza mascherine all'aperto, magari dedicandosi a quell'attività sediziosa che è il ballo, e invece ecco qua l'estate delta. Ecco, invece, tra l'altro c'è questa cosa, io sentivo un po' di persone chiamare anche l'altra sera a Radio 1 e dire no, ma io non ce la faccio, adesso ci hanno messo anche qui, guarda che meraviglia di sfondo per chi ci vede da internet, siamo in una specie di terra in montagna, con questo sfondo montano bellissimo, guarda che meraviglia, potenti mezzi della tecnologia, invece siamo a Milano con un caldo incredibile. No, sentivo Giovanni alla radio, l'altra sera Radio 1, questi signori che chiamavano e dicevano ma io ho paura a togliermi la mascherina all'aperto, non ce la faccio, così mi sento nudo senza mascherina, la terrò lo stesso. Cioè, ormai abbiamo introiettato questa forma di protezione, no, della mascherina, cioè ce l'abbiamo un pezzo di noi, non riusciamo più a farne a meno. Sì, è quasi un caso di psicosi di massa, no? Tra l'altro noi siamo passati da una psicosi all'altra, no? Inizio della pandemia sembra un'era facile, dicevano i giallorossi, la mascherina non serve a niente, mandiamole tutte in Cina, dagli amici cinesi le regaliamo. Adesso sembra che non riusciamo a togliercele più neanche in bagno. L'abbiamo sempre affrontata con schizofrenia, purtroppo. Credo non qui su RPL, forse eravamo tra i pochi sani per dire come siamo messi. E siamo appunto, tutto dire, no? Essere tra i pochi sani. Se volete parlare con noi, chiamarci, raccontarci che cosa fate quest'estate, se c'è qualcuno che è in vacanza, dove siete andati con il Green Pass, se vi mancano le discoteche, perché le discoteche rimangono chiuse inspiegabilmente, come dire, non c'è una data delle aperture, non c'è una ragione, ancora lì con i ristori. Poi si fa il Gay Pride, allora dopo lì si può ballare finché si vuole. Io sono convinto che questa cosa delle discoteche sia proprio un pregiudizio nei confronti, no, del divertimento, di quelli che tu, come sai, io odio il divertimento. Sono contro in generale il divertimento, sono a favore della noia, quasi della tristezza. Molto, molto della tristezza. Questo infatti mi dispiace che non ci sia più il governo Conte proprio per questo. No? Che era l'apoteosi. L'apoteosi della tristezza, esatto. Però devo dire che delle volte anche questo ci offre grandi cose, anche se si sanno un po' più divertire alcuni, per esempio il ministro Dadone, no? La ministra Dadone, come si fa a chiamare, quella con le scarpette rosse, ha fatto tutta una bella lezione l'altro giorno sulle droghe, dicendo che dobbiamo superare l'approccio della ricerca e del sequestro delle sostanze, no? Quindi bisogna evidentemente che fumarsele, farsi delle canne, perché il ministro approva, si diverte in questa maniera, quindi insomma loro un po' più divertimento, però le discoteche no, la discoteca no. No, la discoteca è la sentina di tutti i vizi. Beh, sai, dietro la discoteca c'è un imprenditore, tendenzialmente, qualcuno che lavora, no? Che fa impresa. Può anche capitare che questo qualcuno non voti a sinistra, quindi insomma già ci sono due caratteristiche. Quindi dici c'è un fascismo di fondo nella discoteca, no? Certo. C'è un fascismo di fondo
drink moschetto, come dire, fascista perfetto, quindi lo sappiamo. E allora mettiamo, se la regia ci viene in aiuto, dopo averci messo questo sfondo bellissimo, che purtroppo vedete chi ci ascolta da casa in macchina magari non lo può vedere, invece chi ci guarda sul web vede questo bellissimo, almeno io lo vedo, forse sono solo io che ho le visioni nell'estate delta, e se la regia ci aiuta mandiamo un po' di questa musica così da discoteca, così suscitiamo subito dibattito per i nostri ascoltatori, che quando mandiamo la musica da ballare insomma si scatenano, poi ci riempiono di critiche perché ognuno ha le sue. Vediamo se riusciamo a farla sentire. Dai, poi dopo, se volete, siamo qua, ci telefonate e condividete con noi quello che state facendo quest'estate. E rieccoci qua, come avete sentito questa è una canzone dei Beach Boys, bellissima ma anche un po' triste, quindi io così nella mia discoteca si ballano queste cose tristi, cioè non si balla, si sta lì seduti, come poi la discoteca che hanno in mente questi virologi, no Giovanni? Questa così, è un po' di Seduti triste. con mascherina, è tipo la Delta Disco, cioè no, una nuova variante. Esatto, la variante disco, sempre quella D, la variante disco che stai seduto con la mascherina e ti rompi le balle, perché funziona così, no? Vai in discoteca, paghi anche profumatamente per romperti le balle, ma almeno così però incasserebbero qualcosa, sti poveri gestori delle discoteche, invece non possono incassare niente. E quindi vediamo se abbiamo già delle telefonate. Prego, a te l'onore, collega Sallusti. Attenzione, abbiamo qualche telefonata, pronto? Pronto, sono Alessandro, chiamo da Losanna in Svizzera. Buongiorno Alessandro. Io ho una certa paura di questa possibile terza ondata che sembra scritta già nei fatti, considerando in Italia, ma può essere anche in Svizzera, un po' in tutta Europa. Prendo l'Italia, ci sono 60 milioni di persone, circa il 20% sono sopra i 60 anni, quindi siamo a 12 milioni, il 25% probabilmente non si vaccina, quindi rappresentano 3 milioni di ultra sessantenni che non sono vaccinati, non saranno vaccinati per ottobre, novembre, dicembre. Se si considera che l'incidenza di mortalità è il 2% di chi prende il virus, ci sarebbero 60.000 nuovi morti in Italia per questioni di Covid, eccetera. Quindi dobbiamo chiudere di nuovo il mondo perché qualcuno non si vuole vaccinare
cioè, spero che chi non si voglia vaccinare sia corrente dei rischi che può correre, e soprattutto sopra i 60 anni e più. I giovani capisco che non sia giusto vaccinare, ma 2% in Italia sarebbero 60.000 morti nel prossimo anno, quindi vuol dire altro lockdown. E chi lo paga questo lockdown? Grazie, buongiorno. Ma io non sono non così, come dire, certo che andrà in questa maniera. Adesso fra poco avremo un esperto della materia, lo chiederemo a lui. Mi pare che insomma, le vaccinazioni stiano proseguendo. Adesso c'è questo problema del recupero delle dosi, ma pure questo, come al solito, sono un po' di conflitti fra figliuolo e le regioni. Mi sembra che anche lì le dosi poi arriveranno. Cioè, io cercherei di non essere così negativo, contrariamente al mio carattere, e di non avere, insomma, di non avere questi timori sulla terza ondata. Cioè, credo che ci sia stata una buona risposta. Mi sembra anche che la mortalità sia calata decisamente, la letalità del virus, persino i contagi sono molto calati, quindi insomma io non starei, no, Giovanni, a fasciarci la testa prima che sia rotta. Evidentemente la campagna vaccinale ha portato dei buoni risultati, però insomma chi non si vaccina magari c'è anche qualcuno che ha delle buone ragioni. Insomma, qual è la soluzione? L'obbligo? Non so, non credo proprio, ecco. No, poi se fai l'ottimista tu non posso certo fare il pessimista io, no? Quindi no, sono d'accordo con te. Poi diciamo vorrei ricordare all'ascoltatore, non che lui lo sostenesse, ma il rischio di cadere in questa retorica, che non è che il vaccino è un ricatto, no? Cioè io sono reduce dalla seconda dose, confesso, sono contento di aver fatto la seconda dose, sto tifando per la formazione degli anticorpi, però non è che il vaccino è un ricatto, se no, senza il quale c'è il lockdown. Cioè no, usciamo da questa follia liberticida. Io consiglio, mi sono vaccinato, consiglio di vaccinarsi tutti, ma non è che il vaccino è un ricatto, il vaccino è un'opportunità. Credo che, no, non possiamo che metterla così, ecco, direi. Sì, anche perché poi appunto, ripeto, ci sono anche magari persone che per un motivo o per l'altro hanno ritardato, c'è stata una campagna folle su questi vaccini, quindi non lo so, stare qui a pensare alla terza ondata mi sembra un po' di incentivare, come dire, certe appunto retoriche pericolosette che sentiamo dalla politica. La profezia che si autoavvera. Esatto. Alla profezia che si autoavvera. Quindi facciamo molta attenzione. Abbiamo sempre 2 chiamate, sentiamo un'altra, buongiorno. Sì, buongiorno Francesco, buongiorno Giovanni, sono Walter, ultra sessantenne, non vaccinato, convinto. Perché non mi sono vaccinato? Perché quando sono arrivato per la vaccinazione ho letto l'informativa da firmare e di fronte a quella lettura attenta che ho fatto, rimproverato perché la leggevo attentamente, ho rifiutato di vaccinarmi, punto. Secondo, vi faccio un esempio sulle mascherine di ieri sera, meeting di atletica leggera di Oslo, sala chiamata, gli atleti tutti con la mascherina distanziati, entrano in pista, fanno la gara, finita la gara, baci, abbracci, carezze, rotolamenti, e questa non è prendere, cioè non ha nessun tipo di logica. Io penso che coloro che hanno messo gli impianti per produrre le mascherine siano diventati una lobby molto potente e hanno inculcato nel cervello, mi scuso di quello che dico, di persone con il cervello influenzabile, come si dice, un imprinting, li hanno bollati. È come quando nasce la gallina, vede la mamma, se è uno scarpone o se è una gallina vera, Walter, per lei quella è la mamma. Mi permettano un'osservazione, perché secondo me non dobbiamo però neanche cadere nell'eccesso dall'altra parte. Cioè noi siamo tutti d'accordo, no? che c'è stata una retorica ridicola sulle mascherine, lo dicevamo prima, hanno cambiato idea 20 volte, adesso c'è un eccesso di gente che anche se ti dicono no, guarda che va bene portarla fuori, se la tiene lo stesso. Io capisco anche che uno abbia paura magari a togliersela, insomma, dopo tutto quello che ci hanno fatto passare è anche normale che le persone siano un pochino sensibili, no? Quindi dobbiamo anche cercare di comprendere e rispettare le visioni degli altri, anche se spesso
come dire, c'è stata imposta una visione unica. Sull'utilizzo della mascherina, però, in effetti, io mi permetto di dire, forse se avessimo invece iniziato prima, con cautela, con limitazioni, cioè senza follie, c'è un virus che si diffonde per un motivo o per l'altro, che sia fuggito da un laboratorio o che sia una peste naturale, e se ti metti la mascherina in un luogo pubblico affollato, su un autobus, magari hai un po' meno di possibilità di contagiarti, quindi non ne farei anche sul vaccino, ripeto. Io sono assolutamente contrario all'obbligo, però non vorrei neanche fare propaganda per non vaccinarsi. Cioè, mi sembra che delle volte anche la posizione non mi vaccino perché ci deve essere per forza qualcosa dietro sia un po' preconcetta. Magari qualcuno si arrabbierà di voi, però io la penso così, insomma, cioè, anche se noi vediamo i dati, poi vabbè, se partiamo dal presupposto allora che ci nascondono i numeri, che non sappiamo più niente, però mi sembra che il complotto anche qui sia un pochino eccessivo, tutto lì. Ci sono altre 2 chiamate, prego Giovanni. Pronto? Pronto? Sì, pronto, sono Albino dalla provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno. Allora, ascolti, io sono felicemente vaccinato con le 2 dosi di AstraZeneca, non ho avuto nessun problema e tiro avanti, ma non è questo il problema, ossia il succo di questo piccolo intervento mio. Allora, le discoteche mi stanno bene, ma esistono anche le sale da ballo che sono un luogo di aggregazione per persone che normalmente l'età media va dai 50 a salire, dove si fa liscio e tutti questi bei balli di una volta. Qual è il problema? Scusi, no, aspetti un attimo, perché ci sono anche altre discoteche oltre a queste? Ci sono anche altri luoghi dove, Giovanni, come ci sono altri luoghi dove, e quella per me è la discoteca, liscio, sala da ballo, e questo finisce lì. No, però questo per me la discoteca è il luogo dove vanno i giovani che si dimenano al suono delle musiche che aggradano la loro mente, il loro sapere, il loro fare. La sala da ballo classica è quella dove c'è un'orchestra con una cantante o 2 cantanti che suona e le persone sono sulla pista da ballo e ballano. Per cui io faccio la distinzione tra discoteca e sala da ballo, che poi tutti si balli da una parte all'altra e andiamo a fare il classico discorso di lana caprina che in questo momento non ha alcun senso. Ma il punto importante qual è? Che la maggior parte di coloro i quali frequentano quella che io chiamo la sala da ballo sono tutti vaccinati, prima, seconda dose, dato che in base a quello che dice la letteratura scientifica, chi è stato vaccinato con le 2 dosi non ha pericolo di prendersi il virus e non lo trasmette, non capisco perché quando uno è munito di Green Pass come quello che ho io, che a me non piace la parola Green Pass, ma comunque teniamola per buono, non può entrare e quindi la sala da ballo rimane chiusa. Per quale motivo? Non lo so, per me è una demenzialità. Cioè, lei non può andare, attualmente lei non può andare alla sala da ballo perché sono chiuse. Sono chiuse, non le fanno aprire. Va bene, per me questa è una demenzialità. Allora che cavolo abbiamo fatto? Mi perdoni il cavolo. Abbiamo fatto le vaccinazioni. Se io non trasmetto il virus, le perdono, anzi il cavolo ce lo mettiamo pure noi il cavolo. Anzi, mettiamo in sottofondo regia questa così per solidarietà con il nostro ascoltatore, quella canzoncina così che questa sì insomma, ci fa piacere, riusciamo a tenerla un po' in sottofondo che ci fa anche così, ci carica di bellezza. Stavi rispondendo, Giovanni? No, stavo dicendo che il cavolo ci sta tutto, perché questa testimonianza che ci ha appena dato l'ascoltatore veramente non si capisce. Allora, abbiamo fatto i vaccini, tra l'altro quella è una categoria appunto tendenzialmente ipervaccinata, hanno tutti questo mitologico Green Pass, che poi, ma qui so di sfondare una porta aperta con te, un giorno dovranno spiegarmi perché dobbiamo per forza definire tutti i passaggi in inglese e non nel nostro idioma, ma qui ho sventolato il rosso davanti a un toro, temo, e quindi tutto è a posto e non si capisce perché. Quello proprio dovrebbe essere un luogo aperto da settimane, no? Cioè è veramente, trovo sia una notizia inaccettabile che luoghi del genere siano ancora chiusi, ecco.
Infatti è incomprensibile che poi e qui il ricatto, vedi, io prima ho criticato, ho detto ma non esageriamo col complottismo e queste altre cose, poi però dopo ti trovi, no, a cadere in questa roba, cioè uno ti fa il vaccino, fai tutte le cose per bene e rispetti le cose, poi ti dicono però non si apre lo stesso. Guarda, vogliamo fare un atto sedizioso, proponiamo un'OPA dei fruitori da sale da ballo. Una class action, diciamo, dei fruitori da sale da ballo. Perché poi io vedo quando c'è stato l'altro giorno il Gay Pride a Milano che poi si ballava come, no? Quando vogliono, dopo ti fanno ballare, no? Cioè, ti fanno fare le manifestazioni, quelle giuste, ti fanno mettere la musichetta e veramente, dai, mettiamone un pezzettino, io non la sento, vediamo se riusciamo a metterne così, per solidarietà, anche una canzone così rivoluzionaria. Ce l'abbiamo? Vediamo se parte. Ed eccoci qua, abbiamo sentito un pezzettino del valzer, riusciamo a lasciarlo in sottofondo un attimo mentre prima di andare in pubblicità, mentre siamo qui che parliamo, così ce lo sentiamo, così giusto come un piccolo sottofondo musicale estivo. Nel frattempo se ci sono, prendiamo dai un'altra chiamata che poi dobbiamo andare in pubblicità, vediamo se c'è, buongiorno. Pronto? Buongiorno a tutte e due, sono Rosanna da Milano. Senta, mi scusi Borgonovo, io volevo rispondere se è possibile a quel signore che ha telefonato da Rosanna. Senta un attimo, allora in Gran Bretagna c'è l'85% delle persone che sono state vaccinate, prima e seconda dose, e c'è un'altissima cioè c'è un altissimo tasso di Delta. In Israele il 90% sono state vaccinati e lì è scoppiato il boom della Delta. Mi saprebbe rispondere il signore di Losanna, per cortesia? Buongiorno. Ecco, ma non ho capito, quindi lei sostiene che con i vaccini aumenta la Delta? Questo ho capito, Giovanni, ho capito bene, no? O forse che i vaccini non sono efficaci sulla Delta, no? Che è una delle grandi paure, no? Forse che si sono diffuse in queste settimane. Però in Gran Bretagna il problema lì della diffusione dei contagi è stata che erano più vaccinati con la solo prima dose e poi questo hanno privilegiato la prima dose, poi questo ha fatto aumentare un po', insomma è chiaro che ci sono sempre un po' di possibilità di contagiarsi, però secondo me c'è una cosa che taglia la testa al toro, però, che noi non dobbiamo guardare il numero dei contagi, perché un contagiato non è un malato, Ti mando un abbraccio virtuale per quello che hai detto, virtuale perché sennò faccio un atto sedizioso. Fai un atto sedizioso, cioè un contagiato non è un malato, e noi abbiamo passato anni con le persone che sieropositive a dire non sono malati di AIDS, siamo tornati indietro. Cioè, uno che è contagiato, se non ha i sintomi, non è un malato. I malati sono le persone che stanno male, ok? E non si cura chi è normale. Non lo dico io, lo dice un grande psichiatra che si chiama Allen Francis, che peraltro è molto progressista, molto nemico di Trump, quindi al di sopra di ogni sospetto. Ecco, non si cura chi è normale. E allora se uno è positivo, ma insomma, non è necessariamente un malato. Adesso andiamo in pubblicità, poi dopo torniamo, tutte queste vostre domande le raccogliamo e le poniamo all'ospite che arriva. Grazie, e dopo la pubblicità state lì pochi secondi. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete.
Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia, la musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Due per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43, D43 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? E allora siamo ritornati, siamo di nuovo in onda e questa è la nostra versione estiva della nostra estate delta, che non è cominciata benissimo, come vediamo. C'è un po' di gente che ci chiama giustamente, ecco, un po' incazzata, Giovanni, perché insomma tutte queste come dire, psicosi, mascherine, vaccini, mica vaccini, Green Pass, cioè alla fine ti fanno fare 800 cose, comunque non puoi fare nulla, perché ballare non puoi andarci, divertire non puoi andarci. C'era anche questa idea persino di no, se non hai la seconda dose non puoi andare all'estero. Cioè, è un po'... Diciamo che l'incazzatura è un diritto, no? Cioè, insomma, spero non ci levino anche il diritto dell'incazzatura, no? E quindi la capisco, perché anche un'incazzatura è un'incazzatura fondata, come abbiamo sentito, no? da molti ascoltatori che abbiamo raccolto in questi minuti. C'è la paura della terza ondata, c'è lo scetticismo sui vaccini, c'è la variante Delta. Io direi, come dire, che forse nessuno meglio dell'ospite che sta per arrivare può raccontarci come l'ottimismo non è così una roba gettare il cuore oltre l'ostacolo, una roba un po' folle così, ma che può avere delle basi fattuali, scientifiche, no? Cosa che io credo e spero che sia così, se no insomma non ci resta che chiudere la baracca, ecco. Invece io faccio un appello all'ottimismo a tutti gli ascoltatori. No, ma facciamo un appello all'ottimismo senza problemi. È evidente che siamo ottimisti, però insomma, diciamo che non ci fanno venire voglia. Adesso stiamo aspettando che si colleghi con noi il nostro ospite e lo avremo fra poco, perché insomma è molto, molto impegnato, quindi stiamo cercando di recuperarlo. Intanto c'è un'ascoltatrice, buongiorno. Pronto, ciao Francesco, ciao al tuo ospite. Senti, il mio ospite in questo caso è con Giovanni Sallusti, che conduce assieme a me per questa... Sono co-conduttore. Il co-conduttore o co-conducente, perché è come se avessimo un autobus, quindi... Un co-co-co, esatto, anche un po' Francesco, questa cosa da pollame. Prego. Francesco, intanto ti volevo fare i complimenti su Rete 4, perché veramente stai diventando un'altra persona. Guarda, sei talmente educato che è veramente qualcosa di fenomenale. Comunque vedi che ti danno lo stesso del cafone, anche se sei educato, quello mi dispiace. Perché prima ero maleducato? Perché prima ero maleducato? No, sei sempre stato troppo educato, e però ti hanno dato del cafone, no? Lo stesso. Certo, sì, ma cioè lei dice comunque te lo danno e quindi come dire... funziona così, se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto te le tirano uguali, quindi tanto va. Quindi continua su quella strada, guarda. Senti, volevo solo dire una cosa, ci raccontano continuamente ancora che il merito dei dati dei contagi, dei morti in calo siano merito dei vaccini. Ma quando sappiamo benissimo che sono uguali, identici all'anno scorso, senza vaccini, ma questo ce lo vogliamo dire, per favore?
Siamo veramente messi male allora, vuol dire che i vaccini non servono a niente, voglio ripetere che la malattia è meno grave. Con le cure alternative, se le avrebbero messe in moto, guarda, sarebbe stata la stessa cosa o meglio sarebbe stata, ma nessuno ancora ne parla. Lo dicevamo prima. Allora, e qual è il punto? Che il numero dei contagi, noi ci dobbiamo abituare al fatto che il numero dei contagi, un po' di contagi ci possano essere. La differenza con i vaccini è che se noi guardiamo quanti morti c'erano a quest'ora l'anno scorso o a gennaio e guardiamo quanti morti ci sono adesso, grazie al cielo, il numero di ospedalizzazioni, il numero di morti, il massacro che ha fatto questo virus adesso non c'è più. Grazie al cielo, e di fronte a questa realtà non possiamo fare finta che non ci sia, no? Non possiamo, se no è un dato di cui dobbiamo tenere conto. È arrivato il nostro ospite che abbiamo disturbato questa mattina, e lo ringraziamo perché sappiamo che ha un sacco di impegni. Do il benvenuto al dottor Matteo Bassetti. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno dottor Bassetti. Salutiamo entrambi, anche con Giovanni Sallusti l'abbiamo sottratta ai suoi impegni, ma non le ruberemo tanto tempo. E comincerei subito ponendole un po' di domande che sono arrivate dai nostri ospiti, dai nostri ascoltatori, mi scusi. E la prima è questa, insomma, questa è l'ultima ascoltatrice, diceva: ma qual è la differenza tra il prima e il dopo sostanzialmente? Cioè vediamo che ci sono ancora dei contagi, no? Soprattutto in altri, nel Regno Unito, altrove. Qual è la differenza tra, diciamo, il mondo senza vaccini e il mondo con i vaccini, secondo lei? La differenza è che l'anno scorso vedevamo una situazione che era cosmetica, cioè ci sembrava che tutto fosse finito, nella realtà era tutto tranne che finito, ovvero fondamentalmente c'erano meno ricoveri in ospedale, lo stesso numero di decessi, perché il virus aveva in qualche modo avuto il suo andamento stagionale, cioè colpisce tipicamente in autunno-inverno e poi decrementa in primavera e poi finisce in estate. Però era un po' come quando pensiamo di avere spento la brace e vediamo quel nero o quella polverina sopra bianca e sotto nella realtà c'è tanta brace che morde, e così era l'anno scorso, cioè fondamentalmente la sensazione era che non ci fosse, un po' perché si facevano molti meno tamponi rispetto a quelli che si fanno quest'anno, un po' perché in qualche modo c'era stato un andamento stagionale con la riduzione, ma poi con l'estate che aveva fatto da volano, con certamente il fatto di andare in vacanza, ma soprattutto con la ripresa delle scuole e della ripresa delle attività produttive tra settembre e ottobre, poi c'è stata la ripartenza. Quest'anno è evidente che tutto questo è molto diverso, cioè abbiamo i vaccini e quindi abbiamo le persone che sono vaccinate che in qualche modo sono protette nei confronti della infezione, ovvero se noi arriviamo ad ottobre ad avere l'80-85% degli italiani vaccinati, è probabile che difficilmente avremo quelle curve che abbiamo visto nel 2020 e anche nel 2021. Cioè, avremo sicuramente dei casi e su quello non mi pare possibile pensare che non ce ne siano. Avremo sicuramente dei decessi e anche su quello mi pare impossibile pensare che non ci siano. Però non avremo più quelle curve pazzesche che abbiamo avuto a marzo del 2020 oppure nell'ottobre, nel marzo, aprile e anche maggio del 2021. Chiaro. Professore, posso chiederle questo? Noi abbiamo chiamato questo spazio estate delta, no? Perché probabilmente, ahimè, abbiamo già introiettato anche noi la nuova ideologia allarmista, no? Perché insomma da qualche settimana sembra che questa variante Delta cambi di nuovo il quadro e spenga quell'ottimismo che si stava piano piano facendo strada e i giornaloni stridano sulla variante Delta, eccetera. Volevo chiederle, potrebbe fare chiarezza per noi, i nostri ascoltatori, cos'è esattamente questa variante Delta e qual è la sua pericolosità? Cioè, è effettivamente un elemento di criticità in più o siamo nella fisiologia di un virus che muta? Allora, la variante Delta doveva essere la migliore reclame per i vaccini, nella realtà è la migliore reclame per i terroristi, allarmisti, catastrofisti, buttisti,
di cui l'Italia è piena tra molti suoi colleghi della stampa. La sensazione che io ho è che l'osso del Covid è troppo polposo per mollarlo, e quindi ogni giorno si trova il modo di poter mettere sulla prima pagina e con un titolone qualche cosa sul Covid, perché tira, perché fa vendere copie, perché prende click e quant'altro. Nella realtà la variante Delta non è altro che quella che è stata la variante Alfa di gennaio, che si chiamava variante inglese, e anche se facciamo tutto quello che vogliamo fare di controlli, di altre cose, ad agosto sarà predominante. Ma il problema non è se ci sarà la variante Delta, Epsilon, Eta, Iota, K, Lambda. Il problema è: i vaccini funzionano o non funzionano nei confronti della variante? E i vaccini tutti e quattro funzionano. Quindi ne dico anche che sono arrivati dei dati che funziona anche lo Sputnik molto bene sulla variante Delta. Quindi voglio dire, di che parliamo? Cioè, se c'è bisogno di continuare a parlare del Covid perché si vendono i giornali, va bene, però parliamone in maniera un po' diversa da come qualcuno ne dice. Ecco, professore, le chiedo questo: non è che forse oltre ai giornali, che forse potrebbero anche smettere un po' di parlarne un po' meno del Covid, anche la politica non dovrebbe cambiare approccio? Perché io ho la sensazione che se noi continuiamo così, e queste sono due domande in una, la prima parte è: se noi continuiamo così a allarmarci per il numero di positivi, allarmarci per il numero di contagiati, dimenticando che un contagiato non è un malato, è chiaro che a ottobre ci ritroviamo, appena fisiologicamente, finita la bella stagione, risalgono un po' i contagi, ci ritroviamo in lockdown, però magari anche con un numero di morti infinitamente minore, anche con un numero di ospedalizzazioni infinitamente minore. E a fronte di questa cambiamento d'approccio, che forse è necessario, almeno io penso di sì, e lo chiedo a lei, le chiedo invece anche sul cosa pensa della riapertura delle discoteche. Ma allora, per quanto riguarda il fatto che la politica alcuna politica abbia dimostrato di non averci capito niente, mi pare abbastanza evidente, ma non oggi, è un anno e mezzo che non ci ha capito niente alcuni. Ma io posso dirle da una parte e dall'altra. Ieri mattina io ho fatto presidente del concorso per assumere dei medici in ospedale, e il ministro Brunetta ha messo come obbligo che per chi partecipa ai concorsi pubblici, anche se è vaccinato, di dover fare il tampone prima di ogni prova, oltre ad avere messo l'obbligo della maschera FFP2. Allora, ma lì è per cattiveria, cioè non per abbia capito niente nessuno, fondamentalmente, quindi sia da una parte che dall'altra, quindi molto bipartisan la critica, quindi sicuramente critiche al ministro Speranza io non le ho mai fatte mancare, soprattutto ai suoi consulenti, perché ognuno fa e disfa sulla base dei consulenti che si sceglie, ovviamente in questo settore, perché nessuno nasce imparato, però anche nella scelta dei consulenti ci sono delle pesanti responsabilità. Io credo che se noi per tutta l'estate continuiamo con la lupo al lupo come abbiamo fatto l'anno scorso, a ottobre sarà difficile dire alla gente se dovremo prendere alcune misure, perché quello che noi quest'estate dovremmo fare è dire alla gente di fare la formica, cioè vaccinatevi con 2 dosi, andate in vacanza, se potete fatevi la seconda dose in vacanza se è stato un tempo congruo, oppure tornate indietro, fatevela, e arriviamo tutti a ottobre più forti e più preparati di prima. Se invece passeremo tutta l'estate dicendo la variante Delta ci soprafferà e i vaccini non funzionano e questo e quell'altro, arriveremo evidentemente ad ottobre veramente io credo in grande difficoltà, quindi mi auguro che la si finisca con questo tipo di informazioni. Che mi chiedevo io era: se noi continuiamo a contare, voglio dire, a pensare di fare delle chiusure seguendo questo metro, cioè tot di contagiati ogni tot persone, non ne usciamo più. Esattamente, non ne usciamo più. Noi dobbiamo fare una cosa oggi, lo possiamo fare, differenziare quello che è il soggetto con sintomi, che quindi è malato e ha un tampone positivo e ha bisogno di cure, da quello che è il soggetto infettato, che io direi quasi colonizzato dal Covid, senza nessun sintomo, che a un certo punto dovremo imparare a conviverci con questo, cioè
Nel momento in cui noi abbiamo una popolazione vaccinata, in cui l'85% della popolazione è vaccinata, e c'è una circolazione di virus, ma voglio dire, dov'è il problema? Devo continuare a tamponare tutti i giorni, uno che torna dalle ferie, uno che entra in... No, è evidente che arriverò a una convivenza con il virus come abbiamo avuto nel passato con molti altri virus. Forse questo non è del tutto chiaro, perché abbiamo a che si occupano purtroppo anche come consulenti del virus persone che hanno iniziato a studiare i virus e i batteri un anno fa. Hanno ascoltato poco chi di virus e batteri se ne occupa da 20, 25, 30 anni. Ecco, professore, lei cosa delle discoteche invece che pensa? Si possono riaprire? Io penso di sì. Cioè, guardi, il discorso è questo. Il divertimento ci sarà comunque, e c'è comunque, perché oggi la discoteca è chiusa, ma tanto i bar fanno musica, alcuni ristoranti fanno la musica, sulle spiagge fanno musica, nelle case private si fa musica, nei rave party si fa musica, per cui fondamentalmente i ragazzi si divertono comunque. La discoteca è un modo di farli divertire con un sistema di controllo. Io ti dico che per entrare in discoteca hai bisogno del Green Pass, vaccino, precedente infezione oppure un tampone negativo. Questo è lo strumento per avere un luogo sicuro e controllato dove so chi entra, chi esce e se c'è un focolaio come andare a prendere eventualmente le persone e controllarle. Quello che avviene oggi è la solita stupidaggine italica per cui la discoteca è chiusa, quindi occhio non vede, cuore non duole, ma il virus gongola, perché alla fine fondamentalmente abbiamo degli ambienti non controllati che vanno, alla fine va bene così, ma perché siamo ipocriti noi italiani, perché noi è un po' come la mascherina, no? L'abbiamo tolta per ultimi, perché poi la gente non se la metteva più. Allora, uno Stato che non è in grado di controllare, dove si fa musica o dove si fa divertimento in maniera in qualche modo non consona per le regole attuali Covid, è uno Stato debole, però purtroppo oggi noi siamo di fronte a una visione molto ideologica del Covid. Purtroppo mi pare che da un anno e mezzo a questa parte sia prevalsa l'ideologia e la politica alla scienza e al buon senso. Lei, mi scusi, è favorevole, lei vorrebbe altri tipi di restrizioni, diciamo, per chi non ha il Green Pass? Cioè, secondo lei bisognerebbe pensare a un sistema? Io vorrei che ci fosse un invito ancora più forte a che la gente si vaccini. Il Green Pass è già stato un invito forte, però vede, queste forme che chi va a fare un concorso pubblico deve fare il tampone, sia che sia vaccinato che non è vaccinato, non aiutano i vaccini. Io vorrei che si aiutasse ancora di più il vaccino con delle misure che i vaccinati in qualche modo non devono rispettare rispetto a quelle che rispettano i non vaccinati. Io dico, va bene, vuoi non vaccinarti e tu sei libero di farlo, perché viviamo in un paese libero, però in qualche modo a chi è vaccinato devo dargli in qualche modo dei vantaggi, non solo quelli di prendere l'aeroplano, ma anche di altro tipo. Quindi io credo che sarebbe giusto probabilmente alcune limitazioni. Bisognerà poi pensare cosa fare della scuola. Cioè io credo che se noi riusciamo a vaccinare il 75% dei ragazzi che vanno a scuola, almeno quelli dai 12 in poi, a settembre, ottobre la mascherina in classe non va messa. Però a quel punto che si fa nei confronti di quel 25% che non è vaccinato? Questo sono tutti argomenti che la politica dovrebbe affrontare. Però sui giovani c'è stato un ampio dibattito, cioè in altri stati non vaccinano i minori. La Germania ha deciso di non vaccinare i giovani, secondo me sbaglia. Io le dico quello che penso da sempre dei vaccini. I giovani sono i migliori alleati della campagna vaccinale, perché oggi sono giovani, domani saranno genitori, per cui se loro imparano una cultura vaccinale la porteranno avanti come genitori e quindi aiuteranno comunque il loro paese. Io lunedì scorso ho vaccinato i miei due figli, uno a 12 e uno a 16 anni, senza dubbio neanche per un istante, per cui anche perché credo che quando si fa questo mestiere, che è quello del medico, e oggi con la visibilità che io e altri abbiamo avuto, bisogna anche saper dare l'esempio, perché poi è facile parlare, poi però i fatti sono i fatti. Quindi io ho dato l'esempio e sono convinto che i giovani debbano vaccinarsi, perché circolando meno il virus tra di loro
tanto non gli fa avere la malattia grave, che comunque per quanto rara è possibile, ma soprattutto circolando meno negli ambienti scolastici, giovanili e quant'altro, evidentemente poi circola meno nella società in generale. Senta, dottore, visto in virtù della visibilità che ha acquisito, le faccio un'ultima domanda e la lascio andare. Ma lei ci andava in discoteca? Certo che ci andavo in discoteca, io ci andavo e mi divertivo come credo molti della mia generazione. Io sono del 70, per cui la nostra è una generazione che nelle discoteche c'è, diciamo, non dico che c'è cresciuto, perché no, però insomma d'estate o comunque nei sabati e le domeniche ci andavo e come. Ma qual era il suo pezzo da discoteca preferito? Ma pezzo di discoteca non devo dire, non saprei. Mi ricordo che quando ero proprio ragazzino c'erano le canzoni c'erano quelle dei YMCA, quelle canzoni lì che erano quelle che facevano ballare tutti insieme, balli di gruppo. Insomma, io sono di una generazione in cui in discoteca si suonava la lambada, si suonavano quelle musiche lì. Ah, lei è per la lambada? Sandy Martin, questa Exotic and Erotic, queste musiche qua sono degli 70, sono nato in quella generazione, quindi sono ancora uno che si appassiona di più quando sente una musica di revival, che sia esso quelle musiche italiane ballabili, Rino Gaetano. Quindi non diciamo house, techno, queste cose, la facevo più uno da... No, però diciamo che possiamo azzardare che, diciamo, l'ascolto della musica non fosse l'unico motivo per cui si andava in discoteca. Ecco, possiamo anche questo è evidente che fosse la ragione, era certamente con quelle, non ero uno che andava in discoteca certamente per ballare, ecco, questo ve lo posso confermare. Lei andava per sensibilizzare i giovani a vaccinarsi. Io andavo perché volevo iniziare a capire quello che avrei fatto da grande e quindi come fare a sensibilizzare meglio i giovani a vaccinarsi. No, intendevamo quello. Insomma, è speriamo sempre un piacere sentirlo, grazie. Anche per me, arrivederci. Allora, Sallusti, guarda, visto che ce l'ha nominata, quasi quasi che facciamo? La mettiamo? Si impone. Perché io erano veramente anni che non la sentivo. Se la regia, l'ho mandata qui nella chat, se la regia ce la mette un pochettino, solo guarda, un secondino prima di salutarci, dai, facciamola sentire, solo un secondo, così ci commuoviamo un po' e pensiamo alle discoteche che sono chiuse e non possono far sentire queste meraviglie della cultura mondiale.
Avete ascoltato Estate Delta.